cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con questa rubrica specifica di Italea Veneto, il progetto PNRR Turismo delle Radici che vuole proprio incentivare il territorio italiano affinché tutti i nostri discendenti possano riscoprire ancora di più il meraviglioso paese che è l'Italia. Ovviamente ci sono diverse Italee, è presente quella del Veneto e che è gestita dall'associazione Radici Venete. Abbiamo il piacere di avere qui con noi la vicepresidente Silvia Calegaro. Benvenuta Silvia. Ciao Marco, grazie dell'invito. Ben rivista Silvia, e sicuramente ci racconterà, infatti voglio darle subito la parola perché è reduce, ma nel senso bello della parola, di un viaggio che l'ha portata appunto a Santa Caterina. Siamo nel sud del Brasile, uno degli stati, delle regioni con una maggiore percentuale di presenze venete, ed è andata appunto con questa missione di Italea Veneto, accompagnata dal nostro presidente Oscar De Bono, dal presidente anche dell'Associazione Trevigiani del Mondo e anche da un gruppo tra imprenditori. C'era anche la consigliera del comune di Belluno Irene Gallon, un rappresentante anche del comune di Borgo Valbelluna e anche del comune di Sedico, quindi c'era politica, c'era impresa, c'era soprattutto amore per una condivisione dello stesso sangue. Ma Silvia, raccontaci un po' questa missione e il vero tour de force che è stato in questi 15 giorni in Brasile, prego. Allora, come hai detto bene, la delegazione era formata da tutte queste persone e anche dallo scrittore Nicola Vegro, perché con Radici Venete si è pensato ad una missione in Brasile che portasse anche la presentazione di un libro, il libro su Sant'Antonio da Padova o Sant'Antonio da Lisbona, e effettivamente il presidente Walter Brunello di Radici Venete con Oscar De Bona hanno scelto di visitare lo stato di Santa Caterina proprio perché c'è una grande devozione rispetto a Sant'Antonio, e quindi era la location ideale per poter presentare questo libro nelle varie parrocchie dove effettivamente c'è una chiesa dedicata a Sant'Antonio. Cosa dirti? Un viaggio nel vero senso della parola, un viaggio dove secondo me il gruppo eterogeneo, molto eterogeneo, che è partito dall'Italia. Io sinceramente conoscevo di vista, scambio di parole, visioni magari politiche o cose del genere, Oscar De Bona, non conoscevo nessuno degli altri, però un viaggio che ci ha fatto riscoprire noi stessi e anche conoscere le altre persone, quindi un viaggio dove effettivamente abbiamo fatto gruppo e dove l'accoglienza è stata fantastica da parte degli italodiscendenti. Questo era il tuo primo viaggio in Brasile, quindi hai scoperto anche una realtà di emigranti, di un'immigrazione partita alla fine dell'Ottocento. Proprio quest'anno a Santa Caterina sono i 150 anni dalla prima nave arrivata dall'Italia in questa realtà. Che effetto ti ha fatto dopo 150 anni magari sentire anche delle persone che parlano l'italiano, che comunque mantengono tradizioni che a volte qui da noi, per esempio, ahimè, le abbiamo anche perse? Allora, è un ritorno alle origini, nel senso che noi siamo partiti come Italea, come il turismo delle radici, quindi dicendo un po' a tutti gli italodiscendenti del mondo: venite in Italia e scoprite le vostre radici, ma per assurdo, sinceramente, forse ho riscoperto io le mie radici. Nel senso che hanno un attaccamento verso l'Italia e verso i valori della tradizione della cultura italiana che noi molte volte dimentichiamo. Anche la semplice cristianità, l'attaccamento a determinati valori che noi, vuoi per la vita frenetica, vuoi per il progresso, tanto amato progresso, abbiamo un po' perso nell'orizzonte. E lo consiglierei a tutti questo viaggio, proprio perché secondo me ti fa fare un percorso anche introspettivo e capire quali sono i valori del passato e quindi dove vogliamo proiettarci nel futuro. Perché lo diciamo certe volte quasi come slogan, che dobbiamo un po' riscoprire le nostre radici per capire dove vogliamo andare, ma è questo, e in Brasile, nello stato di Santa Caterina, ogni incontro ti portava a una riflessione di questo tipo. Le persone magari un po' più anziane parlano dialetto magari con dei termini anche che usavano i nostri nonni. I ragazzi più giovani parlano un italiano corretto, perché oltre ad aver imparato il dialetto a casa, poi hanno fatto dei corsi per imparare l'italiano e quindi parlano un italiano molto, molto buono.
quindi l'accoglienza è facile anche visitare uno stato di questo tipo proprio perché non c'è bisogno di una lingua che faccia da intermezzo, quindi l'uso dell'inglese peraltro non è così fluente, così abituale. Silvia, hai rappresentato ovviamente come vicepresidente Radici Venete, ma ti abbiamo visto anche più volte con la fascia tricolore, perché ricordiamolo, lo mettiamo anche in evidenza, che Silvia Caligaro è anche sindaca del comune di Vigo di Cadore. Che effetto anche ha fatto alle persone che ti hanno visto con la fascia tricolore, proprio tornando anche a quella riflessione che hai fatto tu di questo sentimento dell'italianità che a volte noi qua in Italia purtroppo abbiamo anche perso? Allora, a parte che si sentono onorati della visita di una delegazione italiana, proprio perché hanno un affetto rispetto all'Italia fortissimo. Un rispetto secondo me anche delle istituzioni, che noi un po' italiani abbiamo perso un po' il rispetto per tante cose, tra le quali anche quello per le istituzioni, e quindi la figura del sindaco piuttosto che del consigliere comunale ha una valenza di un certo tipo. E sinceramente il fatto che donna, passami sta cosa, giovane e sindaco, creava un mix perfetto, anche rispetto magari a delle studentesse che magari venivano ad accoglierci nei vari incontri istituzionali. Era un po' la nota esotica, il fatto che comunque biondina anche, perché diciamo che rispetto ai tratti e ai colori brasiliani era un po' diversa. Effettivamente c'era un'accoglienza di un certo tipo, una calorosità che io spero che i veneti e i bellunesi sappiano ricambiare, proprio perché io mi porto a casa un bagaglio di emozioni che non pensavo di provare. Oscar De Bona, che io chiamo il generale, ha passato 15 giorni a parlare del generale. Il generale mi aveva detto: ti stancherai tantissimo perché sarà un viaggio faticosissimo, perché abbiamo dei ritmi serrati, però tu staccherai la spina e avrai un bagaglio di emozioni pazzesche. Io ovviamente come San Tommaso non ci ho creduto, credevo di essere una fenomena, quindi di non stancarmi, e credevo anche di essere una fenomena per quanto riguardava i sentimenti, capito? Che emozioni vorrai mai provare? Invece aveva perfettamente ragione. E Silvia, c'è anche sempre questo stereotipio di chi fa questi viaggi, ma fate questi viaggi, vacanza, invece è un'ulteriore dimostrazione che non è un viaggio vacanza, è veramente un viaggio che arricchisce sicuramente chi lo fa, ma può dare anche delle possibilità di una crescita economica, culturale da entrambi i paesi. Anche questo hai potuto vedere in questa tua prima esperienza in Brasile? Guarda, io ho avuto la possibilità di parlare con tantissimi anche amministratori, sindaci, consiglieri comunali, e mi sono resa conto che le problematiche che stiamo vivendo noi, io parlo ovviamente della realtà bellunese, e la realtà dello stato di Santa Caterina è la medesima. Allora abbiamo una denatalità, quindi facciamo meno figli, sia noi italiani che i brasiliani. Poi tieni conto che stiamo parlando del sud del Brasile, Certo. quindi molto simile quello stato rispetto alla nostra regione, rispetto al Veneto. Quindi siamo simili sia a livello culturale, quindi come valori, ma anche come economia, come approccio a quello che è il mondo del lavoro. Quindi facciamo meno figli sia noi che loro. Abbiamo dei paesi che si spopolano sia nel Bellunese, nel Veneto, rispetto ai centri urbani, e la stessa cosa c'è anche nello stato di Santa Caterina, e quindi è stato molto interessante cercare di fare questa comparazione per capire se ci sono buone pratiche che magari utilizziamo noi a Belluno piuttosto che loro, in maniera tale da avere questo scambio interculturale e copiare un po', perché a scuola, Marco, mi dirai anche tu, si copia dai bravi. Certo. Quindi l'importanza di questi viaggi è riuscire anche a capire come lo stesso problema è stato affrontato. Come ad esempio noi cerchiamo di avere una interconnessione anche attraverso la banda larga, eccetera, per permettere ai nostri giovani di lavorare in terre più dislocate rispetto ai centri urbani. Quindi è davvero arricchente da più punti di vista.
Quindi diciamo che così confermiamo anche il Ministero degli Esteri, che ha supportato ovviamente con questo PNR Turismo delle Radici questa missione, che di certo arriveranno ben presto anche dei risultati non solo a livello turistico ma anche di una crescita del territorio, perché mi ricordo nei vari incontri anche di appunto di Giovanni Maria De Vita, che è un po' diciamo la mente di questo PNR Turismo delle Radici, che benissimo partire con questo turismo delle radici, ma il fatto di avere questo legame, questa condivisione anche può portare davvero quel qualcosa in più. Prevedi quindi, sindaca, adesso ci rivolgiamo alla sindaca di Vigo di Cadore, che qualcuno dal Brasile verrà a trovarti ovviamente anche nel tuo comune? Beh, io ci spero perché quello che ho provato, le emozioni ve le ho già raccontate, però effettivamente è un riconoscersi dall'altra parte del mondo. Faccio l'esempio di alcune ragazze con le quali ho scambiato qualche ora, nel senso che a una cena mi sono seduta al loro tavolo, abbiamo conversato, abbiamo scherzato, abbiamo riso, abbiamo parlato un po' della nostra vita e io le sento tuttora. Bene. Abbiamo il nostro gruppetto WhatsApp e quindi ci sentiamo, e è la cosa bella proprio che ci siamo un po' riconosciute. E evidentemente Vigo di Cadore rispetto al sud del Brasile è alquanto distante, però il tema delle radici secondo me si tocca con mano, e quindi io spero che le mie amiche, i miei compagni di viaggio rideranno perché sanno di cosa sto parlando, però spero che le mie amiche, ma anche tutti quelli che abbiamo avuto modo di conoscere, vengano in Italia, e ripeto, io spero di poter dare a loro anche solo un grammo dell'accoglienza che ci hanno dato. Parole sagge, cara sindaca, cara vicepresidente dell'associazione Radici Venete. Parlando di Radici Venete, un'ultima domanda che ti pongo: prossimi programmi per il futuro? So che avete in previsione un convegno da realizzare qui in provincia di Belluno nel mese di maggio. Vuoi dirci qualcosa, una piccola anteprima, o manteniamo un po' la curiosità affinché tutti possano? Vi ricordo che Radici Venete aggiorna quotidianamente anche il portale di Italea Veneto, quindi tutte le informazioni potete trovarle quotidianamente in questo sito, finanziato sempre attraverso il PNRR del Turismo delle Radici, e troverete anche questo evento. Io vi do solo le date, quindi segnatevi le date: 22-23 maggio 2025, qui nel capoluogo bellunese. Saranno 2 giorni davvero intensi in cui si parlerà ancora di emigrazione, di turismo delle radici e di opportunità che questi discendenti, che direttamente la nostra Silvia ha avuto modo di incontrare, c'è già un bel gruppetto via WhatsApp di ragazze, quindi speriamo che vengano a riscoprire anche questa terra meravigliosa, anche con le sue Dolomiti, con un patrimonio straordinario fatto di imprese ma proprio anche di natura che nessuno, le nostre belle montagne, ce le può portare via. Speriamo di invitarti ancora, quindi, cara Silvia, anche con questo gruppo, ragazzi, ragazze o comunque di chi verrà, per una continua e una maggiore condivisione. Silvia, grazie davvero per la tua partecipazione a questa piacevole chiacchierata con te. Avete sentito che sono state davvero 2 settimane intense. Intervisteremo anche il comandante, l'avete chiamato il generale, il generale perché era il più alto in grado, giustamente, quindi avevamo fatto il generale, poi c'erano i 2 sottufficiali. C'era Franco Conte, presidente dei Trevigiani nel Mondo, che era ammiraglio, perché gli avevamo dato un'altra forza armata, quindi lui era della Marina e io ero il tenente colonnello, perché in assenza del generale allora prendevo le redini della brigata. Allora... soprattutto dopo un certo orario, perché il generale si ritirava nelle sue stanze per riposare e il tenente colonnello guidava la turma, insomma. E allora avremo modo di sentire anche prossimamente il nostro generale. Poi ci sarà ovviamente un articolo con tante immagini, tante fotografie sul prossimo numero di Bellunesi al Mondo. Vi ricordo che sono state costituite anche 2 nuove famiglie, la famiglia bellunese di Pedras Grandes e di Florianopolis. Florianopolis ti è piaciuta? Perché il nostro generale parla sempre molto di Florianopolis. Io non sono mai stato, come realtà. Allora, mi è piaciuto tutto. Ma tutto, nel senso che non c'è una località che non mi sia piaciuta, e se dovessi fare la classifica delle località visitate sarei molto in difficoltà. Ti dirò che Pedras Grandes secondo me
a qualcosa di particolare. C'era anche quel cimitero, mi diceva Siamo il andati generale, anche al vero? cimitero degli emigrati, quindi un luogo particolarmente simbolico e una località dove effettivamente respiri la natura e respiri un po', riesci un po' a immedesimarti in quello che hanno provato i nostri emigrati, perché pensare che dei bellunesi piuttosto che dei trevigiani, comunque degli italiani abituati a un determinato paesaggio, perché io penso a un bellunese che è abituato a un determinato tipo di natura, arrivare in una foresta tropicale con anche una fauna, oltre Sì. la flora, ma anche la fauna completamente diversa, deve essere stato destabilizzante totalmente. Quindi quando entri nella foresta, vedi effettivamente i paesi che sono stati costruiti, vedi alcune strade sterrate, ti rendi conto di quanto deve essere stata molto dura. Però questo fa il paio col fatto che siamo montanari. Esatto, Silvia. E secondo me siamo montanari nel senso positivo del termine. Persone molto tenaci, il che non vuol dire essere chiusi, anzi, forse ogni tanto siamo un po' diffidenti, però abbiamo una forza di volontà grandissima e l'abbiamo dimostrato vivendo terre magari un po' più impervie, però l'abbiamo dimostrato anche oltreoceano. Grazie Silvia anche per questa tua ultima riflessione. Termina questa nuova puntata di Italea Veneto. Abbiamo avuto qui con noi la vicepresidente di Radici Mete. Buon viaggio per il prossimo che farai e vi ripeto, quando verranno a trovarvi, a trovare te e tutta la comunità, sentiamoci ancora. Grazie Silvia. Grazie Marco.